Ma allora, noi abbiamo effettivamente proposto lo scorso anno un momento di confronto in cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha anche partecipato ed altre regioni, quali il Trentino, e con caratteristiche soprattutto collegate al territorio, quindi un territorio di montagna e anche di confine, proprio per andare a interrogarci se questo risulta un'opportunità e una specificità. Devo dire che dalla discussione abbiamo visto sia aspetti di opportunità che aspetti anche, se vogliamo, di criticità, nel senso che il nostro territorio, come credo quello friulano, ha delle specificità anche, non so, linguistiche. Noi siamo francofoni, quindi utilizziamo oltre il francese, oltre l'italiano anche il francese, addirittura in alcune realtà anche il tedesco. Ci sono molti dialetti, è una realtà, se vogliamo, che ha vissuto il fenomeno migratorio, nel senso che molti valdostani sono andati altrove, adesso stiamo vivendo invece il fenomeno migratorio in termini di accoglienza, cosa che credo avvenga anche in Friuli o in Trentino. E tutto questo, ci siamo detti, può diventare un'opportunità se sappiamo accogliere le diversità. Noi abbiamo fatto anche una ricerca proprio sull'identità dei giovani in Valle d'Aosta rispetto alla diversità. Dall'altra può diventare criticità se lo viviamo in termini di chiusura, perché può avvenire anche questo. Noi abbiamo delle realtà di comuni molto piccoli, con popolazione molto ridotta, con problemi di isolamento, problemi anche di trasporti, quindi difficoltà anche di integrazione, che effettivamente, se non andiamo a lavorarci su, possono diventare elemento di chiusura. La Toscana ha senz'altro da tempo un vantaggio forse rispetto a tante altre regioni, che ha una fortissima presenza e vitalità del mondo cosiddetto del terzo settore, ma poi qui dentro ci va messo molto altro, secondo me. In generale parlerei di vitalità di un tessuto che tenta sempre di lavorare su modalità anche di comunità. In questo progetto nostro, Giovani Sì, di fatto abbiamo ripercorso un po' quella tradizione, no? Quindi abbiamo messo dentro questa forza, questa vitalità che però non veniva più solo dal mondo del cosiddetto terzo settore e nemmeno solo dal mondo delle istituzioni, ma credo che il passaggio importante di Giovani Sì, accanto al grande investimento fatto sulle risorse, sia stato quello di dare la famosa parola ai giovani. In questo caso però va dettagliato che cosa vuol dire parola ai giovani, perché per quanto ci riguarda vuol dire sicuramente ascoltare quello che è l'istanza ascoltata, non immaginando di avere una sola rappresentanza, ma di avere un mondo, potenzialmente tutto quello dei giovani. Per noi vuol dire 700.000 persone che potrebbero potenzialmente dirci qualcosa e avere la possibilità di ascoltarlo. Questo è fondamentale, perché le misure, seppur pensate, gli interventi, le opportunità che noi mettiamo in moto riescono a essere efficaci potenzialmente dall'inizio, ma probabilmente hanno degli elementi che possono essere migliorati. Ecco, secondo me il circolo virtuoso che ha creato questo movimento Giovani Sì è stato quello di riuscire a avere buone intuizioni, tutte ad oggi migliorate grazie alle istanze dei giovani. Questo è un primo punto sostanziale. La provincia autonoma di Trento opera in stretta connessione, specialmente con il Gran Tirolo, ma con altre realtà. Siamo in Europa unita, ormai la confine non è più una fase di divisione, ma una cerniera. Sicuramente è una forte potenzialità. Per quanto riguarda l'autonomia, anche direi che è una potenzialità, visti i meno vincoli che ci legano a politiche di più ampio respiro e la possibilità di essere più dinamici. Quindi l'autonomia ci permette di correre dietro al tempo, alle potenzialità che ci sono in maniera più dinamica. Io credo che con Friuli abbiamo già da tempo dei contatti, credo che possiamo sviluppare progetti in comune. Io mi auguro che la realtà friulana, specialmente di quella che si rivolge di più verso il confine sia austriaco che con la Slovenia, possa creare veramente dei progetti comuni con qualche realtà del Trentino.